Rieccoci cari telespettatori, ben ritrovati, ben ritrovato il nostro ospite, il presidente della CIA di Padova, Luca Trivellato. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, era un po' di tempo che non ci vedevamo, ci fa piacere quindi rivedere perché abbiamo posto l'accento dell'agricoltura un po' a livello regionale con diverse questioni, diverse problematiche e quindi necessariamente interventi che coprivano i vari territori. Lo ricordiamo sempre, anche quando c'è naturalmente il presidente della CIA di Padova, Luca Trivellato, che tra l'altro ha una grandissima competenza e conoscenza non solo del suo territorio ma un po' in generale. Si parla di un ambito particolare, peculiare del territorio provinciale, però noi lo sappiamo, sono questioni che si possono estendere anche ad altri territori provinciali, è innegabile il dato di fatto. Ci sono alcune problematiche che magari incidono un po' di più, però salvo eventi catastrofici localizzati, adesso purtroppo abbiamo visto quello che è successo a livello in Marmolada, però questa è la situazione e ci sono tante criticità. La prima proprio relativamente ai cambiamenti climatici, abbiamo visto fatti gravissimi che si verificano, distacchi di masse, di frane vere e proprie con ghiaccio, perché? Perché fa tanto caldo e la siccità poi alla fine in pianura ne risente l'agricoltura, della siccità ne risente l'agricoltura, Presidente. Questo è il primo tema che affrontiamo cercando di dare un grido d'allarme, ma anche far vedere che l'associazione c'è, è presente e cerca in qualche modo di fare qualche cosa. No, assolutamente, come hai bene sottolineato, innanzitutto viviamo in un sistema, per cui dove ci sono sicuramente degli elementi territoriali in alcuni casi, ma nel quale le problematiche comunque sono generalizzate. Il fenomeno dei cambiamenti climatici lo stiamo vivendo quest'anno in maniera particolarmente dura e poi vediamo degli eventi catastrofici appunto come quello della Marmolada che ci danno dei segnali d'allarme ancora più forti rispetto a quello che sta succedendo. Quello è un segnale puntuale, tragico, che è successo. Il periodo che stiamo vivendo però sta comportando invece diciamo una continua difficoltà di emergenza per quanto riguarda il nostro settore, le imprese agricole che con l'ambiente, diciamo, con il sistema agroambientale deve lavorare e lavora quotidianamente. Qual è la situazione un po' irrigua? Perché alcuni dicono ma è piovuto, comunque l'acqua è venuta e invece cosa vi risulta? E quindi quali sono anche le tipicità che ne risentono maggiormente, che hanno più bisogno di acqua, a cui non si riesce a dare l'apporto idrico necessario? Le piogge degli ultimi giorni hanno permesso, soprattutto per le aziende agricole che hanno irrigazione che deriva dall'Adige, di avere una situazione, diciamo, tutto sommato non risolta, ma che ha eliminato quegli elementi di emergenza che vivevamo settimana scorsa. Per quanto riguarda tutte le altre aziende agricole, purtroppo la situazione è estremamente problematica. È problematica da un lato per le poche precipitazioni, non è che 2 giorni, un giorno di temporali e tra l'altro fenomeni anche particolarmente intensi e localizzati, si trova una soluzione invece che riguarda un territorio estremamente ampio. E dall'altro lato ovviamente noi abbiamo la necessità però anche di guardare al futuro, cioè quest'anno poche precipitazioni, un caldo assolutamente fuori stagione ormai da tutto giugno e anche luglio con temperature estremamente alte e quindi evaporazione superiore alla media con dei venti costanti che non sono così normali nei nostri territori. Infatti ha sottolineato una cosa, i venti che asciugano aumentano l'evaporazione, soprattutto i venti da sud che sono stati costanti nell'ultimo mese, per cui ovviamente il vento e il caldo elevato comporta un'ulteriore evaporazione per le piante sia nella parte, diciamo, fogliare che nella parte poi dei terreni veri e propri. Le colture che hanno sofferto di più e che stanno soffrendo, abbiamo avuto il frumento con rese sotto il 30% e adesso il mais che è in estrema difficoltà. Le aziende che riescono ad irrigare riescono in qualche modo a salvare la produzione. Chi non riesce a irrigare ci saranno problemi rilevanti rispetto alle produzioni vere e proprie. A questo vanno sommate la difficoltà generalizzata rispetto ai costi delle materie prime, per cui abbiamo da un lato una diminuzione della produzione e dall'altro lato abbiamo un aumento dei costi fissi e variabili.
che effettivamente questo qui, ci sono dei contributi, degli aiuti, questo è un po' cercando di dare una risposta ad alcune mail che ci sono arrivate. Noi stiamo richiedendo ormai da un mese a questa parte degli interventi eccezionali al governo per riuscire a mantenere il tessuto economico che riguarda le aziende agricole dei nostri territori. Lo stato d'emergenza, di calamità che è stato richiesto anche dal governatore Zaia sappiamo che non è passato e non è stato accettato da parte del governo. Non è stato accettato. Non è stato ancora accettato. Il perché, ci sono diverse valutazioni sul perché, da parte nostra è difficile dopo dire qual è la valutazione corretta che ha portato a questo. Prendiamo atto che per ora non è stato accettato. Dall'altro lato abbiamo i nostri vicini del Trentino che dovrebbero rilasciare un po' più di acqua. Adesso sappiamo che nelle ultime 2 settimane hanno cominciato a rilasciare acqua per quanto riguarda le dighe, gli invasi della parte del Trentino. Questo sta in qualche modo tamponando l'emergenza, però ricordiamo che siamo a inizio luglio, per cui abbiamo ancora tutto luglio e agosto. In questa situazione le problematiche saranno importanti per tutte le aziende agricole, cioè abbiamo da un lato un aumento dei costi, una diminuzione delle rese, un prodotto che è pagato, parlando del seminativo, che è pagato alto e che comporta un aumento dei mangimi per quanto riguarda gli allevamenti, per cui abbiamo tutte le filiere che in questo momento sono in estrema sofferenza. L'elemento della produzione unita a un aumento dei costi è un allineamento estremamente difficile da sostenere per il nostro comparto, che già prima non è che avesse un valore aggiunto riconosciuto per il proprio lavoro così tanto elevato. Ne abbiamo parlato più volte anche in trasmissione, parliamo del 12% del prezzo del prodotto finito riconosciuto agli agricoltori. In questa situazione qua, con l'aumento dei costi e la diminuzione del prodotto, questo valore non è sufficiente neanche per mantenere economicamente sostenibili le nostre aziende. Ma perché non c'è una forza da parte dell'agricoltura tale come si parlava del quote latte, no, tempo addietro, no? Per riuscire a trattare ed avere margini superiori, e che a questo punto la filiera si accaparri di meno, abbia marginalità più ridotta, però in qualche modo, perché ovvio che non puoi alla fine il prodotto finale rincararlo troppo, perché poi si raggiunge il famoso break even, esce dal mercato e non è più acquistabile dal consumatore. Però avere, se per voi ci sono dei costi aumentati, una marginalità superiore, andarla a trattare con la filiera non è possibile a livello di associazione di categoria. No, si stanno mettendo in campo tutte le, diciamo, le nostre possibilità di pressioni rispetto alla situazione attuale. È chiaro che la coperta si sta restringendo, cioè noi abbiamo da un lato per noi l'aumento dei costi, ma anche la grande distribuzione ha un aumento di costi, pensiamo ai trasporti delle materie prime, alle celle di refrigerazione e quant'altro. Cosa sta succedendo? Che i consumatori in questo momento vedono un aumento dei costi sugli scaffali, del prezzo dei prodotti sugli scaffali. Questo aumento del prezzo non è riconosciuto però ai primi, cioè a noi, ma è distribuito per quanto riguarda la seconda parte, ovvero la grande distribuzione. Ora, non si possono imporre i prezzi purtroppo alla grande distribuzione e ci si trova in un'estrema difficoltà per far riconoscere quel più del valore aggiunto che sarebbe necessario per mantenere in piedi le nostre aziende agricole. Come si può agire in questa cosa? Allora, da un lato sicuramente la grande distribuzione deve cominciare a ragionare rispetto alle produzioni locali in altri termini, anche rispetto al riconoscimento economico. Dall'altro lato è chiaro, come dicevi te, che non si possono aumentare troppo i prodotti sugli scaffali, perché con gli aumenti dei costi che tutte le nostre famiglie stanno subendo, non si può neanche arrivare ad uscire dalla commerciabilità del prodotto, perché sennò semplicemente non viene venduto. Però continuo a ribadire un concetto: le nostre aziende agricole sono una rete di salvataggio dei nostri territori, perché quello che fanno è sì prodotto primario, ma è anche gestione del territorio, gestione idrogeologica, gestione del paesaggio, mantenimento delle biodiversità. E proprio come una rete va tutelata, una rete funziona se tutti i nodi riescono a lavorare bene. I nodi sono le nostre aziende agricole. Se noi perdiamo dei nodi da questa rete, la rete dopo non serve più. E allora in questa logica e con questa logica vanno fatti dei ragionamenti rispetto al comparto primario. Cioè è necessario fare un intervento collettivo, quindi degli stanziamenti eccezionali da parte del governo per, da un lato, tamponare la situazione attuale,
perché la situazione attuale, lo ribadisco, è estremamente grave. E dall'altro lato cominciare a progettare opere che ci permettano di avere un futuro migliore di quello che abbiamo adesso. Relativamente all'acqua, lo continuiamo a dire, è necessario cominciare a ragionare su piccoli invasi disseminati sul territorio che riescano a catturare l'acqua nel momento in cui abbiamo i fenomeni atmosferici di precipitazione e che possano rilasciarla nel momento in cui c'è la necessità per continuare le nostre produzioni territoriali. Perché ad esempio adesso facciamo anche il caso che improvvisamente ci sia una settimana di estrema piovosità, che poi già immaginiamo cosa può succedere, perché non è che viene giù qualche goccia, viene giù tutto il creato. Quell'acqua però, siccome resta nelle pozzanghere, perché si vede, cioè le pozzanghere durano 2 giorni, perché non viene assorbita. Trovare dei sistemi di accumulo, però bisogna farlo in tempi brevissimi. Se si parla con i consorzi di bonifica, parlano di investimenti notevoli, tempi notevoli. Nel piccolo, appunto, come lei diceva, sul piccolo, ma si può fare qualcosa in tempi rapidi? Quelli dettati alla gestione delle acque irrigue sono i consorzi di bonifica, per cui è da là che noi partiamo rispetto alla gestione per quanto riguarda le aziende agricole. I progetti non si inventano dall'oggi a domani, gli stanziamenti non vengono fatti da oggi a domani, è una situazione complicata, ma noi stiamo pagando la mancanza di progettualità degli ultimi 15 anni. Cioè noi dobbiamo iniziare a ragionare con programmi e progetti a medio e lungo termine, perché queste problematiche adesso ce le abbiamo particolarmente gravi. Dopo possono estendersi anche tutto l'anno, per esempio. Ma soprattutto dei cambiamenti climatici, cioè questa situazione non è che si è data ieri all'oggi, ma dei cambiamenti climatici sono in agenda già da parecchio tempo. Infatti. Allora gli effetti di questi cambiamenti climatici noi dobbiamo mettere in campo dei ragionamenti che ci permettano di affrontarli, mantenendo presente quello che dicevo prima, cioè il tessuto agricolo che abbiamo nei nostri territori, perché un'azienda agricola che chiude è un problema non solo per quell'azienda agricola, ma è un problema anche per il territorio nel quale l'azienda agricola opera. Infatti questo è un discorso molto importante, esteso, perché tanti lo vedono solo nel piccolo, limitato a quell'ambito, invece no, è qualcosa di trasversale che riguarda più territori e proprio l'habitat, addirittura la tutela dell'habitat. Dobbiamo andare subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme e voi se dovete scrivere scriveteci, così dopo ne leggiamo i vostri messaggi. A tra poco.